Buongiorno a tutti amici, da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, sono qui per parlare del giorno dopo del Napoli. Non lo faccio mai il video, ma oggi avevo bisogno di farlo e di parlare a freddo, perché ieri era caldo, mi sono sfogato. Voglio parlare della situazione attuale del nostro Napoli, della partita di ieri. Insomma, cominciamo dalla partita. Abbiamo visto un Napoli diciamo nel primo tempo ha creato qualche occasione, nel secondo tempo un pochino meglio, a parte il finale, che poi il finale abbiamo preso gol di contropiede. Parliamo delle cose, diciamo, positive e negative di questo Napoli. Più negative che positive, perché visto l'andamento sono più negative. Allora, se andiamo a vedere la manovra del Napoli quando ha la palla, è lenta, molto lenta, se abbiamo visto. Una volta non era così, il Napoli in uno o due tocchi si trovava a memoria, velocità. Ora sembra che si cercano con poca voglia, con lo stimolo che non c'è, manca lo stimolo per la maglia, manca lo stimolo per andare a vincere la partita, per fare risultato. In certi giocatori si vede che quello non c'è. Poi parliamo di un'altra cosa, la concretizzazione. Prima una volta, che sia Zelinski, che sia Mertens, che sia lo stesso Insigne, abbiamo visto le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, qualcuna l'abbiamo avuta anche nel secondo tempo, dove il Napoli nella mezz'ora del secondo tempo ha giocato meglio, sì, ha giocato meglio, si è mossa un po' più veloce, però voglio, cioè non è proprio più il Napoli di una volta che girava veloce tutti e 90 minuti, non mollava nulla. Invece è totalmente un'altra squadra, una squadra che entra in campo con la testa da un'altra parte. I giocatori non ci sono con la testa, è la mentalità che manca, è la testa che manca, i giocatori non ci sono proprio. Zelinski sbaglia dei gol, cioè che una volta li faceva, come Insigne appunto, come lo stesso Mertens, cioè gol facili, cioè gol che sono a tu per tu col portiere le butta sopra la traversa, cioè non ti fai capace, nemmeno tu dici ma come ha fatto a sbagliare? Una volta non li sbagliavano quei gol. E questa è un'altra cosa dopo la manovra del possesso palla, è un'altra cosa che si va a aggiungere. Aggiungiamo un'altra cosa negativa al Napoli, il centrocampista, il regista che manca a questo Napoli, dopo che il Napoli ha perso Jorginho e ha perso l'anno dopo Hamsik. Il Napoli aveva già perso qualcosa a centrocampo. Attenzione, nel primo anno di Ancelotti, no? Il Napoli aveva ancora in rosa Diavarà, aveva ancora in rosa Rog, comunque aveva la panchina più lunga, aveva il centrocampo più lungo, comunque Diavarà, anche non essendo all'altezza di Hamsik e Jorginho, era comunque un regista, ti poteva far comodo, no? Allora, poi quest'anno, diciamo l'anno prima di Ancelotti è andata bene. Diciamo nelle ultime partite forse è calato un pochino il Napoli. L'anno dopo siamo venuti a quest'anno, abbiamo venduto Diavarà, abbiamo venduto Rog, abbiamo preso Manolas per rinforzarci in difesa perché comunque era partito Albiol, a centrocampo abbiamo preso Elmas, no? Solo per sostituire Diavarà, Rog e anche Hamsik era partito. Attenzione a queste cose. In attacco si facevano i nomi di Cardi, di Pepe. Alla fine chi è venuto? Llorente. Allora, il Napoli ha sempre avuto in rosa le difficoltà di essere all'altezza della Juventus. Un anno ci mancava quel difensore in più, un anno ci mancava il centrocampista, l'attaccante in più, quest'anno è stato il centrocampista. Se va a vedere la rosa del Napoli attuale, abbiamo appunto 4 centrocampisti contati, e te se giochi con il 4-3-3, 3 centrocampisti li dovrai schierare, no? E alla fine ti rimane solo uno in panchina. Allora, quando c'era Ancelotti, Ancelotti è passato al 4-4-2 perché lui ha sempre usato, ma non solo per quello secondo me, che insisteva su quella formazione, proprio perché la mancanza dei centrocampisti, se ci fate caso, un'altra cosa che fa pensare a questo, è Gaetano che lui è un attaccante e lo usa come centrocampista, proprio perché mancano i centrocampisti. Il Napoli giocava di Ancelotti con il 4-4-2, con 2 centrocampisti centrali, e alla fine se giocava con 2, altri 2 ce l'aveva come riserva, poteva fare rifiatare, era questo il pensiero di Ancelotti, si è andato a pensare. Ma il Napoli, nonostante tutto, non ha reso nemmeno così.
Ora abbiamo visto la prima partita di Gattuso, diamogli tempo, è vero, però Gattuso ha giocato con il 4-3-3, il quale il Napoli si è sempre trovato bene, ha sempre giocato a memoria, il ruolo il quale è nato il Napoli di Sarri. Abbiamo visto i difetti che c'è il Napoli, abbiamo visto che con Allan lo puoi far giocare mediano avanti la difesa, ma non è cosa sua fare il regista, perché non hai piedi per fare il regista. Per quanto puoi mettere anche Fabian Ruiz poi in quel posto, Allan non potrebbe fare, secondo me, il centrocampista laterale. Ti manca il regista, ci manca il regista. Quando De Laurentiis nel mercato di riparazione poteva prendere l'attaccante, poteva prendere un centrocampista e sapeva che Hamsik era partito, Cioè, se non sapessi che è presidente lo devo sapere io. Sapeva che Hamsik era partito, sapeva che non c'era Diawara, non c'era più Rob. Oltre a Elmas doveva prendere un altro centrocampista e questo centrocampista doveva essere il regista che manca a questo Napoli, avendo perso anche Diawara. Invece così non è stato e abbiamo perso già qualcosa lì. Poi in attacco vai a prendere Llorente dopo che avevi detto prendo un grande attaccante, che poi Pepe è sfumato pure Icardi come avete visto. De Laurentiis mi fa ridere su sta cosa. Quando disse Benzema è un vecchio, poi chi va a prendere Llorente? Allora, Guaiù, cosa vi fa capire questa cosa? Che le colpe di chi sono se il Napoli è ridotto in questa condizione? Di De Laurentiis, del presidente. Le cose non finiscono qui perché oltre ai centrocampisti che ci mancano, il gioco che non c'è più, è tutto altro, le conclusioni che non riusciamo più a buttare una palla in rete, una su 25 tiri. Parliamo della situazione perché è stato esonerato Ancelotti, che secondo me, al mio punto di vista, anche io lo volevo che veniva esonerato, ma poi ripensandoci, riflettendo su tutto quello che ci sta dietro, me ne sono fatto una ragione e ho capito qual è il problema. Allora, Ancelotti è stato esonerato perché non venivano i risultati. Allora, attenzione a sta cosa. Il problema è De Laurentiis, non è Ancelotti, nemmeno Gattuso attualmente. Perché? Perché De Laurentiis ha avuto, se vi ricordate, dove disse Callecon, Mertens e altri giocatori, se vogliono rimanere a Napoli devono accontentarsi di quello che gli do, se no possono andare pure in Cina. Ma così fece pure con Albiol, cioè non lo so, 4-5 anni, 3 anni, ha giocato al Napoli Albiol e ha dato tutto per il Napoli perché veramente si è comportato sempre da persona seria, umile che è stata Albiol, eppure quando doveva andare via è vecchio, non ci serve più, cioè De Laurentiis c'è un giocatore che ti ha dato tutto e lo tratti a questa maniera, fai schifo. Lo stesso con Callecon e Mertens che fino ad ora hanno dato sempre tutto per la maglia del Napoli. Già queste parole di De Laurentiis, se vogliono gli sta bene così, se no se ne possono andare pure in Cina, hanno pesato già un po' sui giocatori. Attenzione pure a queste parole. Avrà detto anche qualcosa su Insigne. La cosa è andata avanti. A Salisburgo c'è stato l'ammutinamento e da lì le cose sono pesate ancora di più perché comunque c'è stata quella situazione del pareggio, i giocatori che hanno pareggiato quella partita, poi si sono incontrati con il figlio di De Laurentiis nello spogliatoio, quando secondo me doveva andare di persona De Laurentiis, prendere i giocatori e parlarne con loro, lui di persona, invece ci ha mandato il figlio, chissà che cosa ha detto, chissà che cosa è successo, si dice persino che Allan le ha dato uno schiaffo, insomma sono successi un po' di casini, molto casini diciamo, perché poi da là è crollata ancora di più la situazione. E ora il Napoli si trova in questa situazione. Secondo me le colpe sono sue, sono di De Laurentiis, perché poteva gestirla meglio la cosa. Poteva dire, magari se si trovava in America, come si dice, apposta di far andare il figlio lì, prendeva un giorno, che ne so, un giorno diceva guarda, io c'ho da scendere a Napoli e risolvere delle situazioni nella mia società. Ne prendeva la squadra, faceva il raduno della squadra, il ritiro.
prendeva tutti i giocatori insieme all'allenatore, venivano convocati tutti e ne parlavano del problema, vedrai una soluzione la trovavano, invece no, invece non è andata così. La cosa è andata che è andato il figlio, le cose sono successe come sono successe e ora i giocatori secondo me stanno giocando contro De Laurentiis, contro la società, non contro l'allenatore. E purtroppo a rimetterci chi è l'allenatore, l'unica strada per cui trovare una svolta a tutto questo, secondo De Laurentiis, è far fuori Ancelotti, perché i risultati non ci sono, perché tante cose, il gioco non c'è e quello e quell'altro. Insomma, fa fuori Ancelotti e pensa di risolvere le cose lui, no? Però non lo sa che la colpa è sua, è del giocatore attuale, perché se i giocatori stanno giocando così, perché non tutti i giocatori, ma parte dei giocatori stanno giocando contro De Laurentiis. E quella parte lì, se tu tenevi Ancelotti e magari decidevi a gennaio di far fuori quella parte dei giocatori, sarebbe stata la cosa migliore secondo me. Però lui ha fatto fuori Ancelotti, ha preso Gattuso, quei giocatori, quelle mele marce che giocano contro la maglia del Napoli ci sono ancora. Non vorrei che il problema andasse avanti. Io spero di no, spero di essere smentito da Gattuso, che Gattuso porta dei risultati, che la squadra comincia a rigiocare perché facciamo risultati. Ma già abbiamo visto la prima partita e ha dato conferme del proseguire dei risultati che ha fatto Ancelotti. Non vorrei che fosse così. Spero di sbagliarmi. Spero di essere smentito da Gattuso, che Gattuso faccia tornare il Napoli. Lo spero tanto, voglio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti di tutta questa situazione, di chi sono le colpe, perché il Napoli si ritrova ridotto in questa condizione. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Al di là di tutto quanto e della situazione, sempre e comunque, forza Napolés!